Quinta corsa dall'Arcoveggio, un confronto per sole femmine di 3 anni in 10, 1 Giulia Sprit, 2 Grace Kelly Matley, 3 Gwendalina Trio, 4 Grace Bar, 5 Galadriel OP, 6 Giulietta Clan, seconda linea, 7 Greta Moe, 8 Gardenia V, 9 Green dei Greppi, 10 Girl on Fire, Obi Font, favori per Girl on Fire Obi Font, numero 10 VP dell'Annunziata, macchina che accelera. C'è stato l'errore di Galadriel OP mentre parte bene dalla seconda linea Girl on Fire. Numero 5 Galadriel Cerca OP di squalificato. portarsi sui Numero primi. 4 Grace Il vantaggio Barr c'è Gwendalina Trio, squalificato. si presenta subito Girl on Fire che ha colto una partenza travolgente dalla seconda fila e ora sfila in 250 metri sulla stessa Gwendalina Trio. Cavalli che completano il quarto iniziale con la favorita in vantaggio. 30 secchi per i primi 400 metri dal 10 però di avvio, che significa qualcosa di meno per chi è davanti. Vediamo intanto tentativo esterno anche di Giulietta in terza pariglia esterna, mentre al largo Green dei Greppi avanza sulla leader trascinandosi Gardenia AV. Se ne sono andati i primi 800 metri di gara e ora si approda al chilometro con la favorita che continua a guidare tranquillamente, 1:17,5 il passaggio ai 1000 metri. Non riesce ad avvicinare per il momento Girl on Fire. Si imbocca la curva conclusiva, all'esterno ci prova Gardenia V e poi anche Giulietta Clan, mentre lungo la corda c'è sempre Gwendalina Trio, completamento della curva finale, ingresso in retta con Girl on Fire, Obi Font nettamente in testa, si apre la lotta per il secondo posto. E Girl on Fire vince bene, secondo posto per Giulietta Clan, al terzo finisce ancora Gwendalina Trio. 1:15,9, 29,6 a chiudere, notevole prestazione alla seconda uscita in carriera per Girl on Fire OB Font, che VP dell'Annunziata porta al secondo successo, 2/2 in battuta, quindi questa allieva di Paolo Romanelli guidata da VP dell'Annunziata per conto della signora Walter Karim. Suona però la sirena, aspettiamo quindi l'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo.